Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera, buon pomeriggio, anzi a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Oggi facciamo una puntata un po' open e torniamo a parlare di Garlasco perché non si può non parlarne, ne succede una ogni giorno, però andiamo sulle notizie, quelle che sono le più importanti. Prima di tutto, l'ultima ora, proprio ve lo dico, l'ultimo minuto, è la convocazione dell'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, in procura domani a Brescia alle ore 16. L'avvocato non è indagato, verrà sentito come persona, informata o interessata sui fatti, relativamente alla vicenda, quindi che, sta andando avanti, alla procura di Brescia sulla presunta corruzione, in atti giudiziari per cui è indagato, l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e, con lui il papà di Andrea Sempio Giuseppe, considerato corruttore. Tutto nasce appunto da non so se ricordate quelle, perquisizioni, del 14 maggio scorso dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, a casa di Andrea Sempio e dei genitori, da cui emergerebbe questo, famoso, biglietto in cui, si fa riferimento a, Venditti, Jeep, archivia per 20.30 euro che, poi viene seguito da altri appunti della mamma o di Sempio, ehm in cui si fa riferimento alle vicende del figlio in cui, è stato, diciamo coinvolto il figlio già 2016-2017 quando già, la procura, di Pavia lo indaga, però in 3 settimane appunto, archivia cioè chiede l'archiviazione dell'indagine ottenendola dal GIP allora Lambertucci, perché non ci sarebbero stati appunto elementi a suo carico. Un'archiviazione che arriva dopo appunto sole 3 settimane di intercettazioni, telefoniche e ambientali, sulle quali tuttavia ci sono sempre stati dei dubbi, soprattutto da parte della difesa di Alberto Stasi, che, fa accesso poi alle sbobinature, cioè ai CD di quelle intercettazioni e scopre delle discrasie che probabilmente avevano già comunque riscontrato gli uomini del nucleo investigativo di Milano, che già indagavano di nuovo Sempio, dal più o meno dall'autunno del 2024. Ehm sì, stiamo chiamando gli ospiti perché ci sono ospiti così random oggi. Quindi sto facendo un po' un riassunto. Allora, Lovati viene sentito per questo, quindi in questo filone, nella filone della corruzione in atti giudiziari, quindi qual è il sospetto degli investigatori che però ovviamente, tengono ancora, molto riserbo che, la famiglia Sempio si sarebbe attivata e questo comunque emerge, sono già stati sentiti tutti, per fare una specie di colletta e raccogliere, parecchi soldi in contanti, quasi 60.000 € da dare, loro dicono, agli avvocati per avere le carte, però non si capisce bene, come e quali carte. L'ex avvocato gli ex avvocati di Andrea Sempio allora insieme a Lovati, Federico Soldani e Giorgio Grassi sono già stati sentiti ieri, non sappiamo ovviamente cosa scusate oggi, non sappiamo anzi, se hanno concluso ancora, l'interrogatorio, ma comunque non sappiamo bene cosa abbiano detto. Ci sarebbero anche delle, insomma, loro implicazioni, particolari su questo passaggio di carte o di informazioni a Sempio, prima dell'interrogatorio del 10 febbraio 2017 e mentre Lovati appunto verrà sentito domani. Quindi abbiamo qui in diretta ospite il direttore di, Giallo Albina Perri. Bentornata Albina.
Grazie, Ecco, buonasera. stavo facendo un po' un recap sulla vicenda di Brescia e poi parliamo invece della vicenda di Pavia, perché su quella, ovviamente, su cui sempre c'è uno strettissimo riservo, però ogni tanto diciamo vengono fuori delle informazioni, delle notizie da alcune agenzie. In particolare l'ultima e vogliamo leggerla con te questa informazione per far capire bene alla gente. L'ultima informazione è quella per cui dalla perizia dattiloscopica che stanno compiendo i periti e i consulenti di parte, che poi convoglierà nell'incidente probatorio del 18 dicembre, su quelle impronte che vennero repertate ma mai analizzate, perché allora si considerarono non utilizzabili, emergerebbe che c'è un'impronta di Marco Poggi, quindi il fratello di Chiara, sulla porta del garage, fin qui tutto normale, casa sua, e le impronte di Chiara sui resti della colazione, ma anche lì vabbè ha mangiato da sola i cereali. Ehm, però, insomma, questo dato, vuol dire come non vuol dire niente. Poi a me viene il sospetto, non so se Albina sei d'accordo con me, che magari questa informazione viene data così, forse per darci un po' un contentino, ma chissà cosa poi sta emergendo davvero dalla lettura delle impronte. Cosa ne Ma pensi? guarda, sì, nessuno si aspettava granché poi da queste, perché non è questo il punto focale della ricerca scientifica in questo momento, perché il punto focale è il DNA sulle unghie di Bravissima. Chiara Poggi. Quindi su queste impronte sono stati fatti dei tentativi, siccome non erano mai state analizzate, hanno voluto vedere di chi fossero. Chiaramente il dato che siano di Marco Poggi non è significativo perché ci abitava, e quindi così come se avessero trovato l'impronta della mamma di Chiara, non ci dicono nulla da questo punto di vista. Però a mio avviso si può fare un altro tipo di ragionamento proprio sull'assenza, perché l'assenza stessa delle impronte è in qualche modo un segno di qualcosa. E cosa ci dice? Ci dice che evidentemente Andrea Sempio non frequentava così tanto Casa Poggi come ci ha sempre detto, perché altrimenti le sue impronte le avremmo dovute trovare. Allora, È abbastanza contraddittorio nelle varie sit, nella frequentazione di quella casa. Sì, erano tutti partiti con un ni, frequentava poco, poi a un certo punto già nel 2017 hanno iniziato a dire che Tempio invece era un grande frequentatore di quella casa, quando hanno capito che c'era un DNA che poteva collocarlo in Casa Poggi. Da quel momento tutti hanno iniziato a dire che no, era un grande frequentatore. Lui è arrivato a dirci che frequentava tutte le stanze di Casa Poggi tranne la camera da letto dei genitori, e ce l'ha detto con grande sicurezza, dicendo anche che lui apriva il frigorifero, toccava le cose che c'erano dentro, toccava le sedie, toccava il tavolo, aveva toccato il computer, il telecomando, il citofono, qualunque cosa di Casa Poggi lui l'aveva toccata, perché era un po' il terzo figlio, stava sempre lì dalla mattina alla sera in Casa Poggi. Ora, se così fosse, avremmo dovuto trovare almeno mezza impronta digitale sua da qualche parte, appunto su una porta o su una cosa. E invece niente, le uniche tracce che abbiamo di Andrea Sempio risalgono a livello temporale alla mattina del delitto, perché sono il DNA sull'unghia, che appunto è da contatto e non da trasferimento, e quindi questo poi lo stabiliranno ufficialmente, però è abbastanza logico che sia da contatto perché è abbondante. Quindi le uniche tracce che abbiamo della presenza l'impronta 33. Esatto, di Sempio in Casa Poggi risalgono al giorno del delitto. L'impronta 33, che guarda caso sta esattamente sopra il corpo della vittima, e il DNA di Andrea Sempio che sta addirittura sulla vittima, quindi più di così la presenza di Andrea Sempio è molto circostanziata. No, anche perché dobbiamo ricordare, non no, abbiamo trovato che impronte da nessuna parte.
che le impronte comunque vanno sempre, le impronte e il DNA vanno sempre contestualizzate, altrimenti non servono a niente. Certo, Cioè non è certo. che se trovano le impronte di mio marito su di L'impronta non me, ha un'età, non ha una datazione, quindi anche se io trovassi un'impronta di un dito sulla porta, a meno che non sia insanguinata, chiaramente, certo. l'impronta di un dito su una porta non mi dice quando questa impronta è stata lasciata. Invece l'impronta 33, che è proprio sopra il corpo di Chiara Poggi, ed è un'impronta, secondo la difesa di Stasi, di sangue misto a sudore, secondo la difesa di Sempio, poi vedremo, secondo la procura è un'impronta importante, quindi loro ci hanno già detto che poi se ne discuterà a processo. Comunque è un'impronta che sta esattamente sopra il cadavere, quindi è stata trovata in una posizione particolare. Il DNA pure, essendo sulle mani, è un DNA che non può essere stato lì da troppo tempo, perché le mani le persone se le lavano, e quindi entrambe queste due tracce portano alle ore dell'omicidio. Certo, questo ovviamente è tutto da stabilire nell'incidente probatorio, però diciamo che non c'è solamente nella ipotesi della procura, non ci sarebbe solamente tra virgolette, insomma, diciamo una prova scientifica, come ormai è quasi in tutti Certo, i processi, perché ci sarebbe anche molto altro. D'altronde ricordiamo certo. il famoso scontrino che insomma è stato proprio, ha dato il là insieme alle famose 3 telefonate fatte da Andrea Sempio nei giorni precedenti al delitto, e che comunque, quando sapeva che il fratello era in vacanza, il fratello di Chiara era in vacanza. Tu che idea ti sei fatta sul movente a questo punto? Guarda, il movente è la cosa che ancora un po' Mh. non saprei dirti. Io tenderei ad andare sulla questione più semplice, che può essere quella di un ragazzo di 19 anni per qualche motivo invaghito che vuole tentare un approccio. Però non è detto che sia così, può essere anche che sia che effettivamente Chiara avesse scoperto qualcosa su Sempio e qualcun altro, e che quindi minacciasse di dirlo e sia stato scelto di reagire in questa maniera. Magari prima ha tentato con le buone e poi passato alla violenza, perché Chiara stava per rivelare qualcosa che non avrebbe dovuto rivelare, che magari rovinava dei piani, rovinava dei progetti di vario genere. Questo non lo so. Questo Non so potrebbe neanche essere se l'ipotesi, Sempio diciamo, però. esatto, se Sempio possa aver fatto tutto da solo, anche perché ricordiamoci che È in al momento è concorso. ancora in concorso, non è stato cambiato, quindi vuol dire che per gli inquirenti non era da solo sulla scena del crimine. Poi non vuol dire che sia nemmeno lui l'assassino, può essere anche una persona che ha aiutato qualcun altro, però questo ce lo dovrebbe dire lui a un certo punto. Sarà a lui spiegare perché c'era il suo DNA sulle unghie di Chiara, perché per la procura il DNA è lì perché si sono toccati in qualche modo, quindi hanno avuto un contatto. Ma sulle impronte però vorrei dire un'altra cosa, no, viene trovata, viene insomma comparata questa impronta ancora una volta con un'impronta di un carabiniere. Sappiamo che già ce ne sono state altre. Ecco, e lì cosa possiamo dire? Lo E questo non stesso è bello. Cassese conferma di essersi appoggiato su quella scala, non so, su sta scala tutti cadono, non lo so, perché quando è andato dopo 3 giorni a fare il sopralluogo insieme a Iris, anche lì io gli ho chiesto: "Ma scusi, ma i guanti no?" Cioè non c'erano più guanti? Perché sì, hanno messo i calzari e non hanno messo i guanti. Ma non pensavo di appoggiarmi." Vabbè, ma cioè, boh. Guarda, io rimango veramente basita ogni volta, mi stupisco, però alla fine ne abbiamo viste talmente tante. I primi 2 carabinieri che sono entrati senza calzari, manate di carabinieri ovunque. Infatti. Veramente ovunque. I guanti, cioè hanno fatto economia sui guanti, ma anche quando, uno degli errori più clamorosi è stato seppellire Chiara senza averle preso le impronte digitali. Ecco, per esempio Perché quello poi lì, l'hanno dovuta scusami, riesumare.
adesso, cioè non è il medico legale che deve, cioè che deve essere obbligato a sapere questa cosa, ma sono i carabinieri che intervengono col medico legale, che sanno che Sì, devono ma prendere le immagino impronte ci sia una digitali, è una cosa procedura, normale che si esatto, fa. una procedura. Prendere le impronte digitali Eh, credo che sia proprio l'ABC, cioè non boh, è che stiamo dicendo che dovevano prendere la misura della, che ne so, dell'anca, non so, boh, vabbè. sì, una cosa molto particolare, no? Le impronte digitali, quindi non averle prese è stato un errore clamoroso, l'hanno dovuta riesumare, hanno preso le impronte digitali e anche qui poi non si sa bene mai con quali procedure Ecco. hanno fatto le cose, hanno fatto talmente tanti errori che rimaniamo basiti, adesso sarà per incompetenza, non lo so, però sono errori talmente basic Sì. che io penso che basta aver visto due film polizieschi per sapere che ti servono le impronte digitali della vittima, cioè non ci vedo una cosa così complessa. Albina, E ci ha quindi il fatto che raggiunto non l'abbiano Gabriele preso, Moroni. Ci ha raggiunto. Gabriele? Eccoti, bentornato. Sì, grazie Ciao. Laura, ben trovata e un saluto particolare ad Albina se posso. Allora, Ciao Gabriele. Gabriele, stavamo parlando delle cappellate, cosiddette, ormai sono diventate famose come le cappellate, ma perché lo dice lui stesso, quindi che sono cappellate. Quindi diciamo, queste sono le novità. Gabriele, tu cosa ci puoi dire delle ultime novità? Io ricordo che da bambino vedevo un telefilm, io sono un bambino degli anni 50, che si chiama Gin della giungla. No, questo non me lo ricordo. Voi non potete ricordarlo perché eravate, forse non erano nati neanche i vostri genitori. E io faccio come Gin della giungla, nel senso in questa giungla ho individuato un sentiero, cioè richiesta per omicidio, dichiara Poggi. E direi che a questo punto quella è la mia stella polare, nel senso che si è creato, ma devo dire anche, non è sicuramente una critica, giustamente, legittimamente, un grande complesso, un grande intreccio giudiziario, ma io credo che comunque la nostra attenzione deve essere focalizzata soprattutto sull'inchiesta per omicidio che viene indagato Andrea Sempi e dalla quale ci aspettiamo dei riscontri oggettivi da chi? Dal RIS di Cagliari. Bravo. Per la ricostruzione, certo, in 3D del luogo dell'omicidio, lavoro che dovrà armonizzarsi con quello della professoressa Cattaneo, che lavora anche questo sulla dinamica dell'omicidio, ma anche sulle lesioni della povera Chiara e eventualmente sulla tipologia dell'arma usata per il delitto. E poi, cosa che spesso ci dimentichiamo, certamente non tu Laura, non Albina, per me neanche io, ma tanti altri, che ci sono i quesiti posti dalla GIP di Pavia, Daniele Gallaschelli, al perito, 2 in particolare, quesiti genetici, ossia l'analisi del materiale biologico sulle unghie della vittima e dica il perito se questo materiale è utilizzabile o no per una comparazione. Questo è un macigno dell'inchiesta, è un passaggio obbligato ed è un passaggio fondamentale. Sì. Poi vabbè, ci la mia stella polare in questo ginepraio. Speriamo che insomma di poter arrivare a Natale ed avere qualche risposta, Albina. Ma sì, io penso proprio di sì, che dal 18 di dicembre qualche risposta in più sicuramente l'avremo, se non altro dall'incidente probatorio, che non esaurirà le indagini perché non verranno esaurite dall'incidente probatorio, però sarà già un gran passo avanti, anche perché quello che uscirà dall'incidente probatorio poi sarà qualcosa che si cristallizzerà e verrà portato in un eventuale processo. Ma secondo te, questa domanda ti faccio prima di chiudere questa prima parte, secondo te sia che si arrivi
alla chiusura dell'indagine con una richiesta di rinvio a giudizio, sia che si arrivi alla chiusura dell'indagine con una richiesta di archiviazione, speriamo di no. Potrà la difesa Stasi procedere con la richiesta di revisione? Assolutamente sì, non solo potrà, ma penso che lo Lo farà farà? proprio senza dubbio. Perché adesso anche loro stanno aspettando la fine delle indagini, ma poi proprio si impone una richiesta del genere, perché noi stiamo vedendo, appunto, abbiamo appena parlato di errori, di quanti errori sono stati commessi, di tutti i dubbi che si hanno sulla colpevolezza di Stasi in questo momento. Quindi non andare a chiedere una riapertura del caso è assurdo, anzi, cioè, a mio avviso dovrebbe essere automatica la questione, non lo sarà, bisognerà passare attraverso varie procedure e varie leggi, però insomma, se c'è un dubbio su una persona che è in galera, la persona non può rimanere in galera, quindi come minimo si farà una richiesta di revisione della situazione. Gabriele, tu su questo cosa dici? Beh, credo che una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia, dopo un lavoro tanto lungo, tanto accurato, tanto tenace, sia quantomeno scontato. Si creerà una situazione piuttosto singolare per cui c'è Sì. un condannato definitivo e un'altra persona, e i due per loro stessa missione non si conoscevano, l'altra persona indagata per lo stesso omicidio. Poi concordo con Albina che a quel punto la difesa Stasi chiederà legittimamente, aggiungo, la revisione del processo. A chi dice che è stato fatto tutto questo proprio per la difesa Stasi, cosa rispondiamo, Albina? Ma è una barzelletta, chiaramente. Poi a questo punto del processo direi che è evidente che la difesa di Stasi non c'entra proprio nulla. Non dimentichiamo che oltre alle varie cose di cui abbiamo parlato prima, quindi il DNA, le telefonate, eccetera, in questo momento è anche aperta un'inchiesta per corruzione, perché la prima indagine su Sempio è stata chiusa in fretta e furia dal PM precedente Venditti, e dai conti correnti dei Sempio sono transitati dei soldi che sono usciti in contanti e ancora non sappiamo bene che fine abbiano fatto. Però è chiaro che anche questo peserà, sì, anche questo dato peserà su un eventuale rinvio a giudizio di Sempio, perché non è normale affidarsi alla corruzione per uscire da un'indagine, soprattutto nel momento in cui ci dicono che è un'indagine che non vale nulla, che è fuffa, che è vuota e che non ha nulla di preoccupante, motivo in più per non pagare, per non corrompere. Infatti vorrei rammentare, per chi l'avesse dimenticato, che i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che rientrano a gamba tesa su questo caso perché rileggono le carte e trovano delle discrasie fondamentali, mandano un'informativa già nel 2018 a Venditti, che viene bellamente proprio nemmeno considerata, e poi ne mandano un'altra nel 2020 che è ancora più approfondita, ed è quella da cui di fatto riparte l'indagine di Napoleone, e quella informativa del 2020, e comunque di nuovo con Venditti non viene considerata. Guarda caso cambia il procuratore e cambia il vento, vero Gabriele? Sì, l'inchiesta per corruzione in atti giudiziari, reato molto difficile da provare, come può dire qualunque magistrato, non ci dirà chi è l'assassino di Chiara Poggi. No. Ci dirà se è stata archiviata la posizione di un colpevole o se è stata facilitata l'archiviazione della posizione di un innocente. Ma saranno le indagini genetiche e non dimentichiamo le indagini tradizionali che sicuramente sono state condotte in tutto questo periodo del quale non sappiamo nulla. E da lì che mi aspetto una risposta oggettiva, anche per sapere, ammesso, ripeto,
che venga provata la corruzione, se questa corruzione ha favorito un colpevole o ha aiutato un innocente. Sì, beh, io magari dopo vi faccio sentire comunque un audio in cui c'è chi dice appunto: voi non sapete nulla, non sapete nulla, non sapete nulla. Vero Albina? Sì, esatto. Beh, sapere di non sapere, nulla, sono i filosofi, siamo tranquilli. Sì, io so di non sapere, bravo. Esatto. Se i miei ricordi di liceo non mi tradiscono, No, ricordi molto lontani. Devo dire. Sì, io so di non sapere e c'è la più grande, diciamo, attestazione di umiltà, di intelligenza forse, no, io so di non sapere. Esatto. Va bene, vi ringrazio, torniamo, cioè dopo la pausa con Gabriele, liberiamo Albina che l'abbiamo già Grazie. tenuta vabbè, domani in edicola, giallo, mi raccomando, ci sono tante sorprese, come sempre, e ci risentiamo con Gabriele e abbiamo, Albina ti annuncio, abbiamo Dario Redaelli con noi insieme a Gabriele, Perfetto. che magari ci spiegherà un po' meglio di queste impronte, di come funziona. Benissimo, intanto un abbraccio a tutti e a Gabriele in particolare. Grazie. Un abbraccio, Albina. Ciao. Con molta amicizia e molto affetto, non te lo devo dire. Altrettanto. Ciao. Torniamo tra un minuto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Palma d'Oro al Festival di Cannes. L'ho rapito e l'ho portato con me. Il nuovo film di Jafar Panahi. Ma tu sei sicuro che è lui? No, Un capolavoro. Quell'uomo mi ha distrutto la vita. Un film potentissimo e necessario. Io non mollo finché non saprò se è veramente lui. Un semplice incidente. Dal 6 novembre al cinema. Paura, caos, questa è la mia vita. Il premio Oscar, Daniel Day-Lewis. Quanto tempo è passato da quando te ne sei andato via? La performance più attesa dell'anno. Non posso aiutarti finché non mi dici tutto. Non tutto può essere perdonato. Che cosa vuoi da me, fratello? Anemone, dal 6 novembre al cinema. 01 Distribution presenta Io sono Rosa Ricci. Prima di Mare Fuori, prima del male, prima di tutto. La storia che non era stata svelata. Voglio andare via. L'attesa è finita. Io sono Rosa Ricci, dal 30 ottobre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. La curiosità era sul sopralluogo di quel giorno, perché mi incuriosisce una cosa, siccome vabbè io faccio questo mestiere anche io da tanti anni e raramente mi capita che un ufficiale entri proprio, cioè entri sulla scena, perché lei aveva detto in televisione, aveva dichiarato di aver di fatto di essere arrivato giù dalla scala addirittura e di essersi poggiato, tant'è vero che ci sono delle sue impronte, giusto? Questo, Però aspetti un attimo, giusto per correttezza. Le impronte che sono sulla parete, che poi l'abbiamo data per esclusione, sì, non è stata fatta il giorno 13, ma successivamente quando siamo entrati con RIS. Ecco, perché infatti mi sembrava strano. Perché poi ognuno ci può costruire quelle che vuole. Ho sentito ieri per televisione che un militare, un carabiniere sia scivolato sul sangue, un altro che è andato in bagno. Beh, guardi, c'è solo da sorridere, perché vabbè, poter replicare dovevate fare un video, così era tutto vabbè, col senno di poi dice. Anche perché se qualcuno mi dice che qualcuno è scivolato sul sangue, beh, se io scivolo io con la mia massa corporea, Madonna, beh, penso che
comunque l'impronta a terra ci rimane. Direi. Però tutti quanti ha scivolato, il carabiniere che è andato in bagno, quello che ha vomitato, che si è sentito male, vabbè, comunque. Vabbè, per quanto riguarda l'impronta, sempre per una questione di correttezza, quando poi è venuto il RIS che ha iniziato a trattare le pareti, perché gli avevamo chiesto anche di analizzare la porta, perché le dichiarazioni, la porta della cantina, perché le dichiarazioni di Alberto che diceva di aver spinto la porta, allora abbiamo visto che iniziamo a lavorare sulla parete, e ho detto guarda, prendiamo per esclusione anche le mie impronte, perché probabilmente mi quando sono mi sono appoggiato. Certo. Allora, avete ascoltato un brevissimo frame di un'intervista telefonica che mi ha rilasciato, una lunghissima intervista telefonica, devo dire, che mi ha rilasciato l'ex capitano, oggi colonnello, ex colonnello comunque in pensione, Gennaro Cassese, che comandava la compagnia di Vigevano nel periodo, insomma, del delitto Poggi, e che ha ammesso suo malgrado, insomma, di aver perché poi nell'intervista, che potete seguire se volete sul canale YouTube La Zia in Giallo, comunque proprio ammette che ci sono stati un sacco di errori, un sacco di cappellate, tra cui anche quello poi sul verbale dello scontrino, ma ne parleremo. Io vorrei focalizzarmi su questo piccolo particolare che si è poggiato e ha lasciato lì il pollicione, perché non aveva i guanti, cioè l'ha detto, qui non lo so, perché qui abbiamo oggi in questa seconda parte, a parte il nostro amico e compagno di viaggio Gabriele Moroni, bentornato. Grazie. È storico, inviato del Giorno, al cui però poi alla fine devo chiedere una cosa che non c'entra niente con le tracce, le impronte, e abbiamo veramente un stra esperto di sopralluogo sulla scena del crimine, che l'ha fatto per tanti anni, adesso anche lui, bellamente beato lui, è in pensione, e che peraltro è consulente dei Poggi in questo caso, ma non è come consulente, cioè l'ho chiamato proprio come esperto, Dario Redaelli. Bentornato Dario. Sì, buonasera Laura, buonasera a Gabriele Moroni. Buonasera Dario. Ovviamente. Allora, la domanda che volevo fare a Dario è proprio in riferimento a questa breve frame che vi ho fatto ascoltare, però poi ne dice molte altre, l'ex colonnello. Insomma, Dario, ma è normale che, a parte che lui in televisione peraltro aveva detto comunque invece di aver scavalcato il cadavere, però vabbè, poi nella mia intervista dice che non è vero, che lui ha fatto accesso insieme ai RIS 3 giorni dopo. Però io veramente, cioè, non lo so, in tanti anni, non so Gabriele, però io ho sempre visto gli ufficiali avere un ruolo più di coordinamento, rapporto con la stampa, con la famiglia della vittima, ma non tanto proprio operativo così, se non sei ovviamente uno della SIS o della polizia scientifica. Dario, ma insomma, questo errore di Cassese che poi viene ripetuto, visto che oggi sappiamo che quell'impronta lì sulla porta in uscita pure di un altro carabiniere, sono normali sti errori? Allora, diciamo che l'intervento dell'allora capitano Cassese sulla scena del crimine, quantunque avvenuto giorni dopo, quindi al momento, come lui sostiene, mi pare di aver capito nell'intervista, al momento dell'intervento del RIS, è comunque un intervento scorretto, perché si trattava di una scena del crimine in una casa sottoposta a sequestro, il cui accesso doveva essere ovviamente regolamentato da quelle che sono le migliori pratiche di polizia scientifica, quindi nessuno avrebbe potuto accedere a quel luogo, a quella scena del crimine, senza le necessarie protezioni. Quindi non è una giustificazione, se voleva essere una giustificazione. Avrebbe dovuto e potuto accedere con i RIS, ma avrebbe dovuto farlo, sottolineo il dovuto, utilizzando i necessari presidi di protezione. Quindi la tuta bianca che tutti quanti ci siamo abituati a vedere in televisione quando vengono trasmesse le immagini della polizia scientifica, ovviamente i guanti e ovviamente anche una mascherina. La mascherina, bravo. Infatti. Il deposito di eventuali tracce biologiche esogene rispetto a quelle originarie della scena del crimine. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di dover precisare.
Tanto più che oggi emerge che ci sono altre, come sempre, cioè era già emerso ai tempi, che c'erano tante altre impronte di operatori, insomma. Sì, allora noi sappiamo, abbiamo diverse impronte del capitano Cassese lungo le scale e sino a ieri sapevamo che c'erano le impronte di 2 ufficiali dei carabinieri sull'esterno della porta. Oggi sappiamo che c'è anche una terza impronta, sempre riconducibile a uno degli operatori, un carabiniere che intervenne nella circostanza. Questa è una cosa ovviamente che fa sussultare chi l'ascolta, però parte da un altro, cioè bisogna fare riferimento ad una considerazione di fondo. Venne individuata come area tecnica, quindi il luogo in cui depositare le attrezzature da utilizzarsi per il sopralluogo all'interno della casa, proprio il vialetto antistante alla casa, proprio la parte immediatamente adiacente alla porta d'ingresso della villa della famiglia Poggi. Quindi quando vennero fatte quelle attività, fissando l'area tecnica proprio in quel punto, non si considerò che la porta avrebbe potuto essere poi oggetto di rilievi da parte di chi li ha eseguiti la ricerca delle impronte digitali latenti e nel caso specifico con l'utilizzo di polveri esattatrici. E quindi secondo te dove bisognava fare quell'area? Assolutamente fuori dal vialetto, sulla strada. Allora, partiamo da un presupposto, Laura, poi anche Gabriele se vuole intervenire ovviamente. Se la bicicletta nera descritta dalla Teste Bermani, ritenuta fondamentale per la ricostruzione della vicenda, tanto che l'epoca della morte viene fissata proprio in relazione alla testimonianza della Teste Bermani, che vede con la bicicletta alle 9:10, oltre che alla disconnessione dell'impianto d'allarme 9:12. Allora, per raggiungere la bicicletta che era appoggiata fuori dal cancello e appoggiata alla parete che circonda la casa, l'omicida ha necessariamente dovuto attraversare quel vialetto che diventava una scena del crimine, magari secondaria, ma una scena del crimine a tutti gli effetti. Quindi creare l'area tecnica, per cui partire nell'esecuzione dei rilievi tecnici da quel vialetto è stata sicuramente una scelta inopportuna. È ovvio, noi facciamo queste valutazioni adesso a distanza di 18 anni, dopo aver visto tutte le documentazioni fotografiche e aver analizzato a fondo la vicenda. Chi è intervenuto però, considerato il fatto che una Teste praticamente quasi da subito aveva indicato la presenza di questa bicicletta all'esterno dell'abitazione, avrebbe dovuto immaginare che quel vialetto avrebbe potuto essere molto importante. E quindi anche la porta d'ingresso altrettanto importante. Creare un'area tecnica nei pressi della porta e poi andare a ricercare delle impronte digitali latenti sull'esterno di questa porta, diciamo che non è gioco, mi si passi il termine. Tu insomma l'hai fatto per tanti anni questo lavoro con la Polizia Scientifica di Milano. Quindi lo puoi dire, più di te non lo può dire nessuno. Un esempio pratico, quando si rinvenne la salma della povera Chiara, io nella circostanza, come sai, coordinare l'attività di sopralluogo sulla scena del crimine, l'area tecnica venne fatta, venne creata, Chiara, sì, stai parlando di Chiara. All'inizio, o meglio, alla fine della via asfaltata, nel punto in cui cominciava lo sterrato, quindi a circa 70-80 metri dal punto di rinvenimento della salma. Questo perché tutta l'area del Pratone famoso fu soggetta e fu oggetto di un sopralluogo accurato di 25 ore, ricordiamolo. Assolutamente, senza soluzione di continuità. Senza soluzione di continuità. Gabriele, vuoi fare qualche domanda a Dario? No, guarda, io non ho davvero nulla da aggiungere e neanche nulla da chiedere a Dario, perché è stata una spiegazione talmente chiara e illuminante e esaustiva che veramente ogni parola sarebbe superflua. Certo, dice bene Dario che in realtà il delitto di Garlasco comincia molto prima che non i locali di Casa Poggi. E ricordo bene come tu, Laura, la
scena del rinvenimento di Yara Gambirasio, quando l'area tecnica partì non da quel campo incolto che era stato per 3 mesi la tomba della piccola vittima, ma iniziò da via Vedeschi, la strada sterrata che portava a un campo, tra l'altro un campo diviso da una strada poderale, se non ricordo male, no? Quindi anche questo è un altro errore. È un errore dell'inchiesta che è riguardato adesso, perché certamente fa pensare 18 anni dopo. Io invece ho una domanda per Dario. Spiegaci tecnicamente, perché la gente lo chiede, le chiede queste cose. Oggi ho fatto un breve short io dicendo appunto che il dato restituito dal dattiloscopista oggi, che abbiamo saputo così dalle agenzie, come indiscrezione, perché poi non è che si sa tutto bene ancora, non è più di tanto rilevante, giustamente, perché le impronte vanno contestualizzate. Se trovo l'impronta di Marco Poggi a casa di Marco Poggi, cioè è normale. Ovvio che se la trovo insanguinata è diverso. Allora, quindi ti chiedo, Dario, com'è possibile che per esempio non ci sono le impronte comunque di altre persone che frequentavano la casa o che dicono che frequentavano la casa, tra cui Sempio, o dello stesso Alberto? Sì. Cioè, allora, è possibile che si perdano delle impronte? Questo ti chiedo. Ci sono delle persone che vengono definite tecnicamente ottimi donatori, che hanno delle caratteristiche di essudato, quindi delle caratteristiche di traccia papillare, che sono più, si vedono meglio, vengono depositate meglio, quindi possono essere meglio esaltate da tutte quelle che sono le operazioni di esaltazione tecnica poste in essere dalle forze di polizia rispetto ad altri. Ci sono buoni e cattivi donatori anche per quel che riguarda l'impronta digitale. L'impronta digitale, lo ricordo a me stesso, è praticamente un composto di acqua, lipidi, sali minerali. La componente principale è la componente idrica, quindi chi ha le mani molto secche non sarà, faccio un discorso assolutamente io sudo poco, quindi io lascio poco, ma non sarà un ottimo donatore. Diciamo che le donne in genere non sono degli ottimi donatori, perché hanno tra l'altro delle creste papillari sottili. Ovviamente si tratta di un ragionamento generico che stiamo facendo. Quindi una mano un po' meno secca sarà una mano sicuramente che lascia con maggiore incidenza le proprie impronte papillari. Una mano però troppo sudata lascerà delle impronte papillari molto confuse e quindi non leggibili ai fini della ricerca delle cosiddette 16 minuzie, che consentono un'attribuzione giuridica dell'impronta digitale latente. Per cui le variabili sono assolutamente diverse e vanno prese in considerazione molte situazioni, comprese le modalità di ricerca ed esaltazione di queste impronte. Sì, perché sono diverse le modalità, dovete sapere, insomma, che le impronte si possono esaltare in tanti modi diversi. Beh, è bellissima questa risposta che ci hai dato, perché ci dà anche una risposta a tante persone che si chiedono: ma non c'erano le impronte della mamma, non ce n'erano tante. Magari perché vedi, le donne lasciano meno impronte. Ma questo ovviamente è una considerazione di carattere generico, che non ho un riscontro pratico, nel senso che non ho fatto delle prove empiriche volte per verificare se e quanto la signora Rita, piuttosto che altri frequentatori abituali di quella casa, fossero ottimi donatori o meno. Però chi si occupa di impronte digitali sa che oggettivamente non tutti gli individui, pur essendo tutti dotati, mi si passi questo termine, di impronte digitali che sono assolutamente interessantissime e necessarie ai fini dell'identificazione personale. C'è caduto. Pronto? È caduto. Gabriele, vuoi dire qualcosa su questo? Beh, sì, impronte. Sugli ennesimi errori. Abbiamo appreso che ieri che c'era sulla porta esterna dell'uscio di Casa Poli c'era una terza impronta, anche questa di un operatore. Rimane l'interrogativo dell'impronta 10, questa volta che sta all'interno dell'uscio.
impose che non appartiene a Sempi, non appartiene a Stasi, non appartiene a nessuno della famiglia Posi, non appartiene a nessuno della Operatore. cerca parentale, relazionale, e noi dobbiamo pensare anche qui che sia stato l'appoggio di qualche operatore che ha stampato la sua impronta non insanguinata sulla... io poi personalmente ho una specie di fissa per l'impronta 33. Anch'io. E continuo a interrogarmi. Anch'io. Senza avere risposte. Adesso vediamo se vabbè, Dario non so se si sbilancerà visto che lui è consulente, però io gli volevo chiedere qualcosa sull'impronta 33 perché comunque c'è questo esperimento giudiziale, cioè esperimento di laboratorio che fa la difesa Stasi, è interessante comunque, insomma, non è da buttar via. Dario, ci sei? Sei tornato? No, non è tornato, mannaggia, perché dobbiamo ricordare che i Poggi, insomma, la consulenza Poggi sull'impronta 33 dice che proprio assolutamente non ci sono, non c'è, ci sarebbero 5-6 minuzi addirittura, meno del meno, e quindi non sarebbe comparabile. Caprioli, Giuliano, che sono due veramente top dei top di dattiloscopia in Italia, e sono i consulenti della procura, invece rinvengono 15 minuzie attribuibili a Sempio, e i dattiloscopisti della difesa Stasi invece fanno questa valutazione addirittura dicendo, andando avanti attraverso le fotografie e un esperimento di laboratorio, dicono che addirittura ci sarebbe sudore o eventualmente sangue. Vabbè, sudore ci credo, era agosto, chiunque sia un po' ha sudato, e sangue, vabbè, vedremo. Dario, allora stiamo parlando dell'impronta 33. Sì, Dica 33. Beh, come sai, noi, Sì. io e Carlo Giorбiondi, che è il dattiloscopista che si occupa con me di questo caso, non riteniamo che l'impronta 33 sia attribuibile. L'abbiamo indicato nella consulenza che abbiamo depositato e ci sarebbe piaciuto confrontarci con un perito nell'ambito dell'incidente probatorio. Questa cosa non è stata possibile, vorrà dire che il confronto, se ci sarà, sarà eventualmente nell'ambito di quella che sarà la situazione successiva. Ma nel caso non potrebbe comunque non potrebbe comunque disporci un incidente probatorio in fase, insomma, di procedimento già? Sì, si può pure. Allora, a quel punto lì, nell'ambito del procedimento penale, l'incidente probatorio non avrebbe più senso di esistere. Il giudice potrebbe conferire una perizia. Una perizia, ecco, super allora, parte, nell'ambito sì. della perizia potremo confrontarci con quello che sarà il perito designato. Avremmo potuto anticipare questo confronto all'incidente probatorio, ma come tutti sanno, come sai, la nostra richiesta, che deve passare necessariamente come rappresentanti della parte lesa, necessariamente attraverso la procura, è una richiesta a cui la procura ha deciso di non dare seguito per motivi di carattere sostanzialmente tecnico, perché ci possa essere l'incidente probatorio è necessario che l'eventuale dibattimento futuro debba sospendersi per almeno 60 giorni. Secondo la procura, ma è giusto così, secondo la procura non servono 60 giorni per fare una perizia su quell'impronta 33. Quindi hanno negato questo consenso. Del resto la difesa Sempio, dal canto suo, e questo è il motivo principale della lite, degli dissidi tra Luciano Garofano e la difesa Sempio, che avrebbe potuto chiedere al giudice l'incidente probatorio, non la fa. Tra l'altro l'ex difesa Sempio, notizia dell'ultimo secondo: Gallo si dimette dalla difesa del difensore, il quale difensore ha 2 difensori, di cui un difensore che è ex difensore che si occupa dei rapporti con la stampa, ma chiudo qui. Allora, guarda Laura, queste sono vicende riferite al 2017, di cui io, come tu sai, non ho nessuna contezza, di cui non voglio parlare perché, come tu sai, io nel 2017 mi occupavo della vicenda che vide Hani Samri intercettato dalla polizia, Hani Samri, terrorista di Berlino, intercettato dalla polizia a Sesto San Giovanni. Quindi
ero veramente all'oscuro di quelle situazioni. Certo, Lavorai certo. nel 2014 con la Procura Generale al caso Sì. di Garlasco, ovviamente, e adesso sono uno dei consulenti della famiglia Poggi, Sì, sì, quello sì, che sì. concerne ovviamente l'analisi della scena del crimine. Certo, certo. Credi che comunque, perché la gente poi se lo chiede, no, nessuno pagherà per quegli errori di allora, errori che possono essere anche dovuti all'imperizia, al fatto che era agosto, non so come dire, no? Guarda, allora, diciamo che gran parte di quegli errori, e questo bisogna sottolinearlo, sono stati sanati nell'ambito del processo di rinvio, da un punto di vista giudiziario. Poi, da un punto di vista operativo, Sì. coloro che si sono resi protagonisti, qualora il tutto venisse ovviamente accertato di quegli errori, sono più in servizio. No. Quindi non potrebbero essere seguiti, mi si passi il termine indubbiamente scorretto da un punto di vista amministrativo, ma non penso veramente, Sì, non sì. credo proprio che si possa imputare loro del dolo nel fare le operazioni che hanno compiuto in maniera indubbiamente impropria. Altrimenti, questa è la prima cosa che io dichiarai quando venne intervistato il giorno dell'inizio dell'incidente probatorio. Si poteva fare meglio, mi si chiese, Sì. ovviamente direi di sì, altrimenti a distanza di 18 Non saremmo anni e più, oggi non saremmo qui a parlare di questa situazione. Ma direi che questo è un dato assolutamente scontato. Gabriele? Degli errori macroscopici abbiamo parlato tante volte, delle omissioni abbiamo parlato tante volte. La domanda riflessione che vi faccio e che vi porgo è: Alberto Stasi è stato condannato, è stato assolto 2 volte nonostante gli errori ed è stato poi condannato in forza di questi errori? Dario. È una mia domanda. No. Allora, domanda, riflessione, pensiero. Allora, no, diciamo che alla base della condanna in appello ad Alberto Stasi c'è una sentenza di Cassazione che rinvia in appello per un nuovo giudizio d'appello. Sentenza di Cassazione la quale definisce come la Corte d'Appello di Milano avrebbe dovuto valutare, ai sensi dell'articolo 192 del Codice di Procedura Penale, secondo comma, gli indizi a carico di Stasi, che se sono stati ritenuti ovviamente gravi e univoci, dovevano essere valutati nell'insieme e non uno per uno. E gli indizi a carico di Stasi erano, nella ricostruzione fatta poi dalla Corte d'Assise d'Appello, almeno 7, se non 8, considerando anche il fatto che durante proprio le fasi del processo d'appello si è individuata la marca e il modello della famosa scarpa a pallini che calpestò il sangue di Chiara sulla Ecco, che adesso è di nuovo anche questa all'attenzione dei Carabinieri di Milano, insomma poi vedremo, perché non sappiamo niente, non sappiamo niente, sappiamo solo che sono andati nelle Marche a vedere la sua, ma io non so niente. Certo, ma per l'amor di Non Dio. sappiamo niente. Allora, io conosco, direi abbastanza bene, la consulenza che a suo tempo venne fatta dall'ingegner Mattei, dal capitano Mattei, che era un ufficiale dei RIS, coadiuvato da un dirigente di Geox. È una consulenza che da un punto di vista tecnico io ritengo sia ineccepibile, cioè loro non si sono limitati a prendere delle scarpe e a inchiostrarne la suola per riportare sulla carta l'esito di questa inchiostrazione. Hanno fatto prove diverse, hanno fatto dei test assolutamente particolari per quel che riguarda la dimensione di questa scarpa e poi ricordo a me stesso che la ditta che produceva quelle suole ne produceva una diversa per ogni numero. O meglio, non è che la suola numero 42 veniva adattata alle scarpe numero 43 o viceversa. Per le scarpe numero 42 veniva prodotta una specifica suola 42, per le scarpe 43 veniva prodotta una suola specifica. Quindi anche questa è una considerazione che va fatta.
Però, Insomma, vedremo. Noi non l'abbiamo visto, cioè ciò che è stato prodotto dalla difesa Stasi, ovviamente è stato depositato ed è a disposizione della Procura della Repubblica, ci riserviamo di vederlo. Poi oggettivamente io l'ho sempre detto, lo ripeto anche adesso, cioè io ad oggi non ho visto nulla che possa togliere il condannato dalla scena del crimine, ma se domani dovessi imbaccarmi, dovessi incontrare quella che è la prova regina, quella che è la documentazione certa in grado di togliere il condannato dalla scena del crimine, ma ciò che interessa a me nello specifico, ma la famiglia che io rappresento anche nell'ambito di questo colloquio tra con te e con Gabriele Moroni, è la verità. Cioè noi ad oggi abbiamo una verità giudiziaria che ci è stata consegnata da una corte d'assise d'appello e confermata da una corte di Cassazione. È stato lo Stato a dire che il colpevole era Alberto Stasi. Ed è quello a cui ci rifacciamo. Se domani in qualche modo dovessero uscire delle nuove prove in grado di togliere Alberto Stasi dalla scena del crimine, ma per l'amor di Dio, nessuno punta l'indice contro nessuno. Cioè, adesso dobbiamo chiudere purtroppo perché scusami Dario, ma siamo proprio sul filo del rasoio, però torneremo insomma a parlarne. Assolutamente, tu sai. Certo, il dubbio è, come si suol dire, no? So di non sapere, lo dicevamo prima già con Gabriele, diciamo che i dubbi ci sono obiettivamente, adesso poi vedremo le risposte. Io dico che bisogna avere un po' di pazienza fino al 18 dicembre, poi comunque noi daremo conto come cronisti, giusto Gabriele, di tutte le novità. Gabriele, a sto punto di Savu parliamo la prossima volta, perché volevo parlare di Savu. Un saluto alla a te prossima. Laura e un saluto molto cordiale a Dario. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Ciao Laura e un Ciao. saluto ai tuoi ascoltatori. Grazie. Buona serata. Alla prossima. Avete ascoltato